qui al Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, una manifestazione natalizia per ricordare il grande medico provenzano. Sì, oggi è una giornata dedicata alla memoria e anche alla gratitudine. Ovviamente l'abbiamo scelto proprio il periodo natalizio perché quale periodo migliore per condividere queste emozioni. La giornata è dedicata al dottore Provenzano per intitolare il nostro centro diurno ad una persona che ha fatto tanto per questa struttura, ha creduto fortemente in questo, nella realizzazione del centro diurno e si è impegnato, ha sempre dato voce ai pazienti, ai familiari, ha ascoltato le loro esigenze e noi stiamo cercando di portare avanti il suo pensiero e il nostro è un contributo simbolico che possa onorare nel tempo la memoria di quanto lui ha realizzato. È una giornata dedicata anche alla gratitudine, dicevo, perché ringrazieremo la famiglia di donatori, la famiglia Mancuso, che con il loro animo gentile hanno donato delle attrezzature per la realizzazione di una sala dei ricordi in movimento e quindi hanno trasformato il loro legame con il nostro centro in un contributo per l'intera comunità. Sì, diciamo che oggi è una giornata che vogliamo celebrare questa figura che per noi era non solo un grande amico, ma una figura di riferimento per cui verrà ricordata e celebrata la giornata. La giornata prevede anche poi un momento di ringraziamento alla famiglia Mancuso che ci ha donato all'ASP e al centro per le demenze, diciamo, alcuni attrezzi che serviranno sicuramente per i nostri pazienti che frequentano il centro diurno ad alleviare le loro sofferenze e a rendere più proficuo il nostro lavoro. Devo dire che la giornata probabilmente si aprirà con il ricordo di Pippo, che era una figura di grande spessore, non solo sotto il profilo professionale ma anche sotto quello umano. Tutti quanti e tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di lavorare, diciamo, con questa figura oggi avranno la possibilità di ricordarlo. In occasione della scomparsa di papà noi abbiamo deciso di devolvere quanto raccolto il giorno della sua scomparsa al centro di malattie mentali degenerative. Lo abbiamo fatto perché in questo centro papà si è trovato non solo benissimo, ha trovato una famiglia, si sono presi cura di lui e di noi. E quindi attraverso questo gesto noi abbiamo voluto dare anche un senso alla malattia di papà, che sembrava qualcosa soltanto di triste. Invece abbiamo imparato che anche nelle malattie, nella tristezza, nella sofferenza, si può trovare la forza per cercare di dare agli altri ciò che noi abbiamo a nostra volta ricevuto.